Aldo Raimondi è il nuovo allenatore del Matera. Aldo Raimondi è conosciutissimo nell'ambiente materano, non solo in quello sportivo, ma il suo nome rimane sempre legato a quel famoso gol, il primo gol in Serie B del Matera e di quel campionato 79-80. Quest'anno ritorna a Matera nelle vesti di allenatore, una veste nuova per lui. Aldo, accettando questo ruolo, ti sei fatto carico di una grossa responsabilità, considerato il momento che sta attraversando la squadra. Con quale spirito hai accettato quindi questo incarico? Sicuramente hai detto bene tu, nel senso che è una responsabilità abbastanza grossa. E io me la sono sentita di prenderla perché sono deciso nel fare questa attività e convinto nelle mie possibilità. Probabilmente posso anche far male, nessuno lo mette in dubbio, però partendo così deciso, cioè convinto di poter sbloccare questa situazione, vuol dire che è stato uno spirito gagliardo. Oggi hai diretto il primo allenamento e hai avuto il primo incontro con i giocatori. Cosa hai detto a questi giocatori e quale impressione ne hai ricavato? Detto le solite parole di rito, riuscire a tirar fuori quello che di meglio possiamo nel più breve tempo possibile. E poi i ragazzi erano un po' mortificati un po' per il fatto che il mister Carrano era andato via in una situazione così precaria, non riescono a fare risultato, e quindi questo penso che sia la cosa da sbloccare subito, e il risultato credo che sia la cosa più importante, perché è proprio sul risultato, sulla base del risultato, riuscire a programmare un lavoro un pochino più selezionato e più selettivo. Tu fino all'anno scorso hai ancora giocato e ad un certo livello con buoni risultati nel Policoro, nel campionato interregionale, e sei alla prima esperienza come allenatore. Ecco, quali vantaggi ritieni di poter trarre dalla tua fresca esperienza di giocatore e quali pericoli pensi che ci siano dal fatto che non hai esperienza come allenatore? Infatti, punto tutto sul fatto che ero un ex giocatore, quindi situazioni del genere, migliori o peggiori, le ho già affrontate da giocatore. Sì, stavo dall'altra parte, però gli stati d'animo, ti rassicuro, sono gli stessi. Solamente che da giocatore pensavo solo a me stesso di tirarmi su, cioè dentro di me doveva scattare qualcosa che mi faceva cambiare magari rendimento oppure modo di vivere, risultato, eccetera. E lottavo contro me stesso, contro uno solo. Adesso, diciamo così, non devo lottare contro nessuno, però devo badare a 18 ragazzi, 18 giovanotti che sicuramente tutti non la pensano allo stesso modo. Quindi penso che questo sia la cosa più importante, portare equilibrio nello spogliatoio, serenità e soprattutto quella voglia di far bene, quella voglia che sì, io posso stare anche a sgolarmi 3 ore dal campo oppure tenerli lì sempre sotto pressione un'ora negli spogliatoi a parlare, però è quella forza morale, quella forza agonistica che deve uscire da loro stessi. Io li posso aiutare con le parole, magari con qualche esempio, sempre rifacendomi a quando ero giocatore, però è in loro che deve venire fuori. Io cercherò di aiutarli. Senti, tu avevi senz'altro già visto il Matera nelle sue esibizioni in questo campionato, quindi hai già un'idea del livello dei giocatori. Ci puoi anticipare già alcune novità eventuali per quanto riguarda il gioco e eventualmente anche per quanto riguarda la formazione? È difficile anticipare qualcosa anche perché sono appena 5-6 ore che mi hanno detto che mi hanno dato questa possibilità di poter seguire la squadra. Di novità, ti ripeto, parlare adesso è molto difficile. Io credo che la novità che ti posso dire è quella di riuscire a portare risultato da maglie. Fare risultato penso che sia la base per costruire il fatitico mattone, mettere su il fatitico mattone. Un'ultima cosa, un messaggio ai tifosi, una tifoseria, diciamolo chiaramente, abbastanza delusa per quello che è stato il campionato del Matera in queste prime 8 giornate. Cosa ti senti di poter dire ai tifosi materani? Certo, indubbiamente è delusa e nessuno gliene può dare torto perché da parte della società, ecco, non vorrei spezzare una lancia a favore della società e prendere le loro difese, assolutamente, però la società effettivamente nel bene e nel male, questo non sono io a giudicarlo, ha fatto di tutto per mettere su una squadra competitiva, ha speso dei soldi, questo ne dobbiamo dare atto. Quindi dire ha fatto bene o ha fatto male, secondo me è ancora presto perché si è iniziato solo da 8 domeniche, se non sbaglio, il campionato.
E poi, ti ripeto, per il pubblico la gente rumoreggia, dove non c'è il risultato, anche dove c'è il bel gioco, si rumoreggia lo stesso. Quindi ti ho detto tutto, è difficile, dove non si rumoreggia è quando si fa risultato, giocando male, però stai lì in testa alla classifica. Questo per adesso non è avvenuto ancora a Matera e quindi ti devo dire, è delusa ed è giusto che magari rumoreggi. Dico solo di avere un po' di pazienza e magari tanti allenatori gli hanno detto la stessa frase, no? Avete un po' di pazienza, questi si saranno pure scocciati. Però di dare un po' di fiducia, ecco. Io sono alla prima attività, però ho tantissima voglia di far bene, soprattutto a Matera dove ci vivo. Bene, bocca al lupo. Grazie.